Pronti? 1, 2, 3. Considerato buono stavolta il segnale con Rivellino molto svelto che prende il comando davanti a Victory Grad, poi al largo Ortario in ronco, terza alla corda vediamo Roggia RL, in coda Socrate Benal. Primi 200 metri in 15,3 con il Sauro di Mazzeo Zaccherini che conduce, viene sollecitato all'esterno Ontario in ronco per scavalcare Victory Grad, ma l'allievo di Monica Gradi è ancora all'interno e mantiene la posizione su Roger L. Poi vediamo Osiris Deron, Ontario Regal, Potterjet, Peter Pan GSO e Socrate Benal. Sempre in vantaggio Rivellino, ormai in prossimità del paletto dei 600 metri in schiena Victory Grad, viene fuori un 45,9. Nella posizione peggiore Ortario in ronco che deve farsela di fuori scoperto, mentre la sua schiena è stata presa da Osiris Deron. Siamo ormai a compimento del primo giro, passato dal Sauro da Legendary Lover che in 1,1,5, 15,6 la frazione delle scuderie. Si sono ormai sestate le posizioni, accenna a venire di fuori anche Potterjet in terza pariglia. Ora Rivellino ha rallentato il ritmo, arriviamo al chilometro in 1,18,1, addirittura 16,6 questa frazione. Secondo passaggio davanti alle tribune, Rivellino, poi la pariglia formata da Victory Grad, Ortari in ronco, poi Roger L con ai lati Osiris Deron, Ontario Regal, Potterjet, Peter Pan GSO affiancato da Socrate Benal. Ancora un 15,9 qui davanti alle tribune, ora Osiris Deron decide che è il momento di andare a correre e sposta in terza ruota, cerca di scavalcare Ortario in ronco che però è ancora tonico. Frazione della curva ora più veloce, ancora un 15,8, insiste Osiris Deron, ma Ontario in ronco tende a difendersi, poi Victory Grad lungo la corda, ora il ritmo è notevolmente più veloce, Osiris Deron prende sotto tiro Rivellino, 13,9 addirittura di là, dice il cronometro, con a largo ancora uno stoico Ontario in ronco che scavalca Victory Grad, poi Potterjet e gli altri. Ultima curva passata in 14,6 con Rivellino che deve difendersi da Osiris Deron, ultimi 100 metri ma Rivellino si difende nettamente. Rivellino, Matteo Zaccherini vengono a vincere su Osiris Deron, mentre Lucia Pasqualini con Ontario Regal coglie il terzo posto. 29,1 a chiudere, 14,5 la retta d'arrivo, duello tutto cesenate tra Rivellino e Osiris Deron. Alla fine è il Sauro di Andrea Vitagliano con in sulchi Matteo Zaccherini che vengono a vincere alla quota di 4,80. Buon secondo comunque Osiris Deron, mentre col suo classico finale a centropista accoglie un buon terzo Ontario Regal con Lucia Pasqualini.